In prima corsia per il Veneto Banca Montebelluna, Maddalena Vettoretti. In corsia 2 per il CUS Ferrara, Erika Gallerani. In corsia 3 è stata campionessa italiana di categoria in questa gara, è già medagliata ai campionati italiani assoluti nella farfalla, Jessica Andreini, Rarinantes Adria Monfalcone. In quarta corsia, stile liberista Doc, che con la nazionale maggiore, nazionale italiana, ha vinto il bronzo ai campionati del mondo di vasca corta nella 4% stile libero con primato italiano. Ha vinto la 4% mista alle Universiadi 2015 e recentemente ha nuotato le batterie di qualificazione della 4x50 stile e della 4x50 stile mixed ai campionati europei staffette, che si sono qualificate poi al primo posto, e dunque campionessa europea di staffetta Aglaia Pezzato, Team Veneto. Al suo fianco in corsia 5 la vice campionessa italiana giovanile in carica dei 50 farfalla, Lucia Martelli, Wisp Bologna. In corsia 6, già più volte campionessa italiana giovanile nei misti, nel dorso, nello stile libero e nazionale giovanile agli europei juniores, Veronica Lucchese, Nottoli Nuoto. Corsia 7, Aurora Vangi, SC Nuoto. In 8, Claudia Bergamo, Rosa Blu. E dunque sarà una bella avventura in centro vasca con la Martelli, specialista della farfalla e della velocità, e una Aglaia Pezzato che in questi anni è tornata ad altissimi livelli, lei che ha iniziato in nazionale giovanile vincendo i giovanili nel dorso, nello stile libero e nella farfalla, qualche anno di difficoltà, e poi c'è stata la reazione che l'ha portata addirittura agli allori con la nazionale maggiore. Martelli a sfruttare la velocità di base 28,15, Lucchese 28,60, Pezzato 28,64. Primato del meeting di Cristina Maccagnola 59,72. Pezzato che prova a rientrare in questa terza parte di gara con il quasi sorpasso nella apnea finale dell'ultima virata. Pezzato in centro vasca, cuffia nera, Martelli cuffia gialla in corsia 5. Poi in 6 la Lucchese, Aglaia Pezzato. Siamo sopra il minuto, ma la vittoria è sua, 1:00,60.